Brugnaro ha proposto stop al fumo in alcune aree aperte della città. Bene. Cosa ne pensi? E i fumatori, intanto buongiorno a tutti, devono fumare, perché togliere i vizi a chi ce li hanno? Questa è la domanda, signor Brugnaro, tanti auguri. Stop al fumo in alcune aree di Venezia e naturalmente è vietato buttare mozziconi per terra. È l'ultima proposta che forse passerà al vero e proprio divieto del primo cittadino. Perché? Perché è sempre più green la sua idea di una Venezia internazionale. E poi ci sono le zone dove tutti fumano, dove c'è più puzza, e poi devi per forza separarti da magari familiari o cose del genere, quindi non lo so. La battaglia del sindaco contro le sigarette in laguna inizierebbe dal centro. San Marco è rialto in testa. La sua idea, nata di ritorno da un viaggio a Tokyo, città di cui è assiduo frequentatore anche questo veneziano, profondo conoscitore delle abitudini nipponiche. E mi vado a Tokyo 2 volte all'anno. A Tokyo non si fuma per strada. Mi hago imparare perché qua che fumavo già ero abituato a buttare le cicche per strada come fa tutti. Mi hago imparare a non buttare soprattutto le cicche non per strada e a fumare dove solo si può fumare, hai le zone per fumatori e ho imparato appunto a non fumare per strada. E per cui non ho smesso anche qua a Venezia di fumare per strada e di fermarmi su un canton a fumarmi a mia cica col portacenere portatile. Esatto, perché i giapponesi fanno così, poi se lo portano a casa. E mi goccia la loro abitudine. Abitudini che pochi di noi occidentali abbiamo, come conferma questa fumatrice americana. Lamenta la scarsa, se non assente, presenza di posaceneri pubblici. There's not enough garbage cans in the street to be able to put the cigarette butts out. So it's actually important that I can walk around with this. Con il sindaco che invece intende consegnare posaceneri portatili proprio ai turisti in arrivo, visto che il mozzicone abbandonato impiega da 1 a 5 anni prima di decomporsi. È una buona idea, dice quest'altra turista, perché l'odore della sigaretta è pessimo e ne guadagniamo tutti in salute. That's a good idea because everywhere you go, just smell the cigarette or cigar, but I don't like it. But if it's stop, anybody stop outside or inside, it's better for everything.